Buongiorno, eccoci al nostro focus di approfondimento e oggi parliamo di donazioni e trapianti. 30 anni fa moriva Nicholas Green nell'ospedale di Messina, il bimbo ucciso per errore mentre era in viaggio con i genitori in auto. E pensate, i genitori decisero di donare tutti gli organi del bambino e da lì partì anche un'azione di sensibilizzazione 30 anni fa, insomma se ne parlava anche poco, quella che è appunto la donazione degli organi. Oggi cercheremo di capire, di anche raccontarvi delle storie che riguardano sia chi ha donato sia chi ha ricevuto un organo. Ma prima di tutto io vi proporrei il nostro servizio che è andato in onda nei nostri telegiornali, sia di Antenna Sicilia sia di Telecolor, proprio che ricordano la storia di Nicholas. Sentiamo. Sono trascorsi 30 anni dalla morte di Nicholas Green, il bimbo americano divenuto un simbolo della cultura della donazione degli organi. Era il 29 settembre del 1994 quando due banditi scambiarono l'auto dei Green per quella di un gioielliere e la crivellarono di colpi, colpendo Nicholas che dormiva sul sedile posteriore. Il padre e la madre sono stati nuovamente a Messina e nell'ospedale che accolse il bimbo, dove purtroppo morì il 1° ottobre dopo aver donato tutti i suoi organi, come testimonial della terza conferenza internazionale Donarte, organizzata dall'unità di anestesia e rianimazione del Policlinico con l'Università di Messina. Una presenza che vuole alimentare la cultura della donazione degli organi come atto di grande responsabilità. Molto particolare, molto bello che insomma per essere riusciti in Italia a trasformare insomma un insensato gesto di violenza e di dolore in qualcosa che poi ha portato speranza a tutti. Alla conferenza erano presenti anche alcune delle persone che hanno ricevuto gli organi di Nicholas e che oggi continuano a vivere grazie a lui. Reginald e Margaret Green hanno poi voluto visitare la cattedrale di Messina, il tesoro del Duomo. E dunque lo sentivate, il padre di Nicholas che dice trasformare da un gesto di violenza inaudita invece a un gesto, a momenti di speranza per tanti. E proprio questo, si tratta di questo, poi la donazione degli organi. Noi abbiamo intitolato oggi questo focus Donare vita proprio perché pensiamo che sia proprio così. Questo pomeriggio do il benvenuto qui in studio al dottore Domenico Grasso, cardiochirurgo, già professore aggregato di cardiochirurgia al Policlinico di Catania. Grazie per essere con noi e lei ci guiderà anche a capire un poco meglio come avviene poi tutte l'iter e le fasi insomma, che portano a questa decisione appunto della donazione, ma non solo. E do il benvenuto anche al dottore Angelo Ferrantelli, che è il presidente provinciale dell'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori di Organi e anche Tessuti di Palermo. Grazie per essere con noi. Tra l'altro lei è anche un nefrologo, un medico, fa trapianti, insomma chi meglio di lei ci può raccontare tanto. E poi un grazie particolare anche a Marco Sanfilippo. Marco Sanfilippo che rappresenta insomma la storia, una delle tante storie di sofferenza ma anche di rinascita, e quindi chi più di lui ci potrà raccontare e dire qual è anche la sua esperienza. Io partirei dal dottore Grasso. Dottore Grasso, solitamente c'è anche un po' di resistenza quando si tratta di donazione di organi, perché non si sa bene spesso qual è il limite, no? Fra la vita e la morte. Quindi cerchiamo di fare un punto, di chiarire insomma quando si può dichiarare la morte cerebrale. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, certo è molto importante capire bene le condizioni della morte cerebrale, perché ci permettono di poter decidere poi con serenità nel momento in cui ci sia un evento così delittuoso. Ecco, praticamente la morte cerebrale è come se la testa fosse staccata dal corpo. Quindi Scusi, a questo proposito inviterei la regia a mandare, perché abbiamo proprio delle slide, quindi
possono essere anche aiutarci a capire meglio. Sì, sì, è come se la testa fosse staccata dal corpo, ma in realtà non è così. Il paziente in rianimazione è caldo, produce le urine, il cuore batte grazie alle macchine, e per i familiari è una condizione che farebbe pensare alla vita, solo che ci sono dati incontrovertibili e certi dal punto di vista scientifico che il paziente è effettivamente morto a tutti gli effetti. Praticamente queste sono le slide che stiamo vedendo, può andare indietro. È proprio c'è proprio la descrizione, ecco, no, di quello che... Ecco, praticamente la morte cerebrale è dovuta alla distruzione non soltanto dell'encefalo, ma anche del cervelletto, del ponte e del bulbo, quindi di tutte le porzioni del Lo stiamo cranio. vedendo forse? Ecco, quella prima, se può andare quella prima. Vediamo, insomma, continuiamo sì, magari condizioni che nel caso che sia il cervello completamente distrutto permettono di parlare di morte cerebrale. Le cause possono essere diverse, si può andare alla morte cerebrale per rottura di aneurismi cerebrali, oppure per ferita d'arma da fuoco, un colpo di pistola come è successo alcune volte a nostri donatori a cui abbiamo prelevato gli organi, oppure un ictus cerebrale che distrugga tutto il cervello, oppure a tumori cerebrali in basso a destra, tumori cerebrali che partono dal cervello ma non vanno a colpire gli altri organi, non danno metastasi, il cervello si distrugge completamente, ma gli organi sono tali da poter essere prelevati e trapiantati. Può andare avanti? Ma le chiedevo questo, nel momento in cui voi appunto constatate la morte cerebrale, cosa avviene? Ecco, constatata la morte cerebrale, come constatata? Se c'è il sospetto di morte cerebrale, i medici della rianimazione devono comunicarlo alla direzione sanitaria dell'ospedale, la quale convoca un collegio medico di 3 specialisti, un neurologo, un rianimatore e un medico legale, che devono accertare all'unanimità la presenza della morte cerebrale, con una serie di esami che prevedono l'esame clinico, quindi l'assenza di tutti i riflessi, del tono muscolare, assenza della respirazione spontanea, e poi esami strumentali come l'elettroencefalogramma. Elettroencefalogramma che deve essere piatto nella morte cerebrale. Quindi chiuso, diciamo, quest'iter e si fa la comunicazione. Da quel momento viene attestata la morte cerebrale e inizia un periodo di osservazione di 6 ore. Durante queste 6 ore vengono ripetuti tutti gli esami e alla fine delle 6 ore il paziente viene portato in sala operatoria, dove viene effettuato il prelievo degli organi che possono essere prelevati e di cui già sono stati individuati i riceventi. Non vengono prelevati a priori, ma soltanto se nel frattempo è intercorso sono stati individuati i riceventi per quegli organi. Dottore Ferrantelli, lei come associazione AIDO, chi è che poi si fa richiesta anche all'AIDO? Sappiamo che anche si può fare tramite anche le amministrazioni comunali, si fa richiesta, cioè si esprime la propria volontà a diventare donatori. Sì, intanto grazie per questa cosa che stiamo facendo, questa divulgazione di cultura. È una delle armi più potenti che si hanno per far sì che il messaggio che ha dato ora il collega cardiochirurgo, professore Grasso, arrivino a tutte le persone, perché una cosa fondamentale è proprio quello che stava dicendo, è come si fa poi a diventare donatori. Donatori è facilissimo, perché tramite AIDO c'è il sito, ci si può collegare tranquillamente, è un'associazione, l'associazione più grossa, più grande d'Italia, solo Palermo consta più di 12.000 iscritti, ma la cosa più importante è veramente questa divulgazione del trasmettere tranquillità e serenità, che tutto quello che si va a fare è veramente trasparente, e che non c'è, come diceva proprio il professore Grasso, non c'è una via di ritorno, dobbiamo stare attenti, perché una delle paure che più riscontriamo quando andiamo a fare noi divulgazione sulla donazione d'organo, la cosa che ci viene chiesta più spesso è: vabbè, ma se poi si risveglia perché è in coma? Ecco, quello che ha spiegato un momento fa il professore è proprio quello, la cosa più importante è quella, capire che da là non si torna più e che c'è una commissione
di specialisti che va a certificare questa cosa. E quindi Ma è importante, certo. ancora di più. Dica. Diceva ancora di più cosa? Ma ancora di più, la cosa importante è che vorrei che passasse, come noi lo facciamo come AIDO, ma io ancora più come dire, sono direttore del centro trapianti di REN, della nefrologia dell'Arnas Civico di Palermo, è proprio vedere rinascere le persone. Guardate che una persona che ha i reni ammalati, può urinare, significa che non può bere, non può mangiare. Le persone che non vedono, le persone che hanno un cuore distrutto, ricominciano a vivere. È un donatore potenzialmente dà la vita a 7 persone, come ha fatto il piccolo Nicolas Green, ragazzino di Messina, che è morto a Messina, era la Palermo-Reggio Calabria, e che suo papà Reginald ha con grandissima generosità fatto partire questa campagna della cultura per la donazione di organi in Sicilia, che sta raggiungendo numeri grossi. Se vuole poi ne parliamo. Certo. Ma allora a questo punto la fermo un attimo, vorrei interpellare Marco Sanfilippo, questa rinascita, e chi più di lei ci può raccontare la sua storia e soprattutto quello che lei ha vissuto proprio personalmente. Sì, intanto grazie anche da parte mia di questo invito. Intanto io dico sempre che io mi reputo il frutto del dono. La mia storia comincia quando a 23 anni ero un militare di marina e a fronte di un salvataggio in mare ci accorgiamo che i miei reni non hanno più la funzionalità. Si salva la persona che stava annegando, di contro io vedo il giorno che diventa buio perché inizia l'iter della dialisi. Dialisi significa essere dipendente da una macchina, un giorno sì e un giorno no, per la purificazione del sangue, perché proprio i reni non hanno più la loro funzionalità. Ma un gesto d'amore da parte della mia mamma mi dà la possibilità, nell'arco di un anno, dopo aver fatto degli esami approfonditi per compatibilità e idoneità al trapianto, mi fanno rinascere un'altra volta. Quindi le mie aspettative di vita, che si erano veramente, diciamo, ristrette, sono diventate un'aspettativa di vita nettamente migliore. Quindi ho ricominciato una vita, tra virgolette, nella normalità. Ma questo rene di mia mamma purtroppo ha una vita che si limita agli 8 anni. Dopo 8 anni questo rene, per un problema di tossicità da farmaco di immunosoppressore, purtroppo perde la sua funzionalità. Ma grazie alla propaganda sulla donazione, che magari negli anni 2000 era nettamente inferiore a quello che può essere la propaganda di oggi, nell'arco di un anno e mezzo, grazie a una donazione da cadavere, mi permette di ritornare ancora una volta a rivedere la luce e la rinascita. Questo anche grazie alla tecnologia a livello anche farmacologica, che diventa più appropriata per la funzionalità di un trapianto più a lungo. Più a lungo. Quindi questa... Oggi, ecco, sì. Diceva oggi? Oggi sono passati da questo 2003 21 anni e devo dire che
la mia funzionalità renale è rimasta più o meno tale e quale. Per cui oggi con questo trapianto io faccio una vita molto regolare e normale. Io ho una figlia, ho una famiglia, tutto sta funzionando e devo ringraziare in particolar modo il mio centro trapianti, che è l'Arnas Civico di Palermo, dove io dico sempre che è la mia seconda casa, dove l'equipe infermieristica, l'equipe che si occupa del post trapianto, l'equipe che si è occupata del mio trapianto, oggi credo che sia di una professionalità a tal punto da arrivare a pensare che hanno raggiunto un livello professionale non indifferente. Ecco, dottore Ferrantelli, ovviamente un'attestazione anche di gratitudine, no? per chi è stato malato e poi si sente veramente rinato, ma a parte diciamo questo che è un aspetto importante, ma c'è anche un aspetto anche psicologico. So che ci sono anche gli psicologi ovviamente nella vostra equipe, però anche che coinvolge non solo il paziente ma anche i familiari. Ecco, quanto è importante anche questo e soprattutto anche per chi dona, quanto è importante anche questo rapporto così diretto con il medico, ovviamente. Non la sentiamo, dottore, non la sentiamo. Provi ecco. Mi sentite ora? Sì, ora sì, perfetto. Ok, conosco la storia di Marco da sempre, perché l'ho seguito dal suo primo trapianto fino ad oggi. E ricordo benissimo quanto ha significato per lui la vicinanza di quella che poi è diventata sua moglie, che veramente è stato fondamentale in quel momento, è fondamentale anche una sorta, come dire, di collaborazione tra noi nefrologi che lo stavamo mettendo in lista per il trapianto e il supporto di questa ragazza, perché era una ragazzina quando l'abbiamo conosciuta, che lo ha supportato, ma la famiglia, la mamma, all'inizio che si è subito prestata. Tutto questo che gira attorno a una persona che in quel momento, guardate che Marco è un grande, ma le sofferenze le ha passate davvero, ma gli è stato veramente di grande conforto. Ha portato Marco e tutta la sua famiglia al momento del trapianto nelle migliori condizioni possibili per affrontare tutte quelle difficoltà che possono e che spesso certo, che magari sono inevitabili, certo, legate, ma che se hai la forza d'animo tale da poter, e il supporto di chi sta accanto che ti sostiene, che va da noi medici e infermieri, ma dall'altra parte ci deve essere un supporto familiare che lo aiuta. E questo diventa fondamentale. Noi abbiamo un servizio di psicologhe che aiuta pure, avvicina la famiglia nel modo più delicato, più certo, quindi è tutto un iter che si avvia a che questo avvenga. Noi ci dobbiamo fermare per una brevissima pausa, ma torniamo subito dopo in studio. Eccoci in studio, stiamo parlando delle donazioni di organi. Allora, dottore Grazzo, le chiedo intanto quanto è importante la divulgazione, cioè far conoscere alle persone, agli studenti. Voi, so che lei in particolare gira le scuole e quindi anche quello è importante, ma soprattutto come si può diventare donatori. E allora appunto, come avevo detto prima, le modalità sono o si è espressa la volontà favorevole, viene effettuato il prelievo, o non si è espressa, o si è espressa la volontà contraria e non si effettua il prelievo, o altrimenti, se non è stata espressa nessuna volontà, decidono i familiari. E purtroppo in Italia, in Sicilia in particolare, il 40% di opposizione alla donazione. Quindi è molto importante far conoscere i criteri della morte cerebrale e far capire bene alla popolazione. Certo, ma se io da Vigo invece volessi esprimere la mia volontà
volontà. Si può fare o presso i comuni al momento del rilascio del rinnovo della carta d'identità o presso le ASP, poi iscrivendosi all'AIDO. C'è un unico database nazionale che comprende circa 19 milioni di italiani, circa per i 3/4 favorevoli alla donazione. Far conoscere le modalità è molto importante, noi altri facciamo incontri dalla quinta elementare alle medie, alle superiori, sia sulla morte cerebrale, portando la testimonianza dei trapiantati, e da quest'anno anche col supporto di una psicologa, come si era detto prima, che collabora con il Centro Regionale Trapianti. Anzi, se qualche scuola è interessata, magari certo, tramite appunto. Telecolor mi può contattare, siamo Certo, disponibili assolutamente. ad andare dovunque. Dottore Ferrantelli, invece il messaggio, lei da presidente dell'AIDO, no? Del provinciale di Palermo, insomma è una strada lunga, no? Sono 30 anni da che questo fatto così di cronaca ha scosso veramente tantissime coscienze e soprattutto ha fatto anche venire emergere, insomma questa particolare, anche questa modalità di poter donare la vita, no? Lei diceva far rivivere qualcuno. Ecco, qual è il messaggio che vuole lanciare come associazione? Il messaggio è uno, che è quello che state facendo voi. Intanto la cosa che vorrei che passasse è che la gente non pensi che il donatore, che chi ha ricevuto, come Marco chiama Angelo, e che noi chiamiamo eroe, perché veramente sono delle persone speciali, ecco, sia soltanto la persona giovane che ha avuto l'incidente. Oggi si dona a qualsiasi età. Noi stiamo raggiungendo i 40 trapianti di rene quest'anno. Abbiamo avuto donatori di 70 anni, di 80 anni che hanno potuto donare e dare la vita ad altre persone. Quindi apriamo un po' la mente da questo punto di vista, perché il donatore non è soltanto chi ha l'incidente o chi purtroppo ha una malformazione cerebrale e muore giovane, ecco. Ma l'età è molto, la fascia di età si apre moltissimo da questo punto di vista. Quindi questo è un messaggio fondamentale. L'altro messaggio era quello che aveva dato il professore Grasso, che di serenità dal punto di vista decisionale, perché la morte cerebrale è morte e non si torna indietro, quindi non c'è niente da fare. E poi l'altro messaggio, perché noi andando, come si diceva prima, per le scuole, facendo divulgazione, ci rendiamo conto di quelle che sono le paure della gente riguardo a questo argomento. Una delle paure è pure quella di come viene trattata la salma, del donatore, che invece c'è un grandissimo, credetemi, c'è un grandissimo rispetto, anzi è proprio trattata in maniera incredibile, proprio perché chi sta lavorando su quel paziente, perché per noi è un paziente, per noi è un eroe, quel paziente ha grandissimo rispetto per non solo per la persona, ma anche per quello che sta facendo. Chiarissimo. Marco Sanfilippo, a lei gli ultimi minuti di questo nostro incontro, perché non lo so, lei è l'espressione di quello che, insomma, anche come dire, forse un termine usato è la resilienza, però io non credo che sia resilienza solo, ci saranno anche momenti ovviamente di sconforto, come è normale che sia, no? Però lei cosa si sente invece di dire alla luce anche della sua esperienza personale? Allora, io quello che vorrei trasmettere, che è quello che è la mia testimonianza quotidiana. Io dico il trapianto è vita, e questo trapianto è vita è dato dal gesto nobile che può essere la donazione. E allora io giornalmente sono sui social, giornalmente io ho una pagina Facebook dove parlo di donazione, quindi la mia massima espressione è: continuiamo a divulgare
la donazione, perché oggi io sono un trapiantato e sto bene, ma dietro di me ci sono tante persone che ancora sono in attesa di questa rinascita. Allora diamo seguito alla propaganda. Questo è quello che mi prefisso io, è quello di continuare a dare questo lustro all'esperienza che mi ha visto protagonista e mi continua a vedere protagonista da trapiantato con una vita normale. Grazie ai miei ospiti, grazie a voi che ci avete seguiti, alla prossima.